Approfitto. Buongiorno dottoressa Merlino. Buongiorno. Ben trovato. Sono arrivate delle minacce orribili a Giorgia Meloni e a sua figlia, e da Fratelli d'Italia, ma anche, come vedete, da Forza Italia è stata fatta, diciamo, è stato chiamato in causa Giuseppe Conte, dicendo che è il clima d'odio sul tema del reddito di cittadinanza che lei ha contribuito a creare che provoca quelle minacce. Io sarà parecchio più chiara, spero. Guardi, allora, dottoressa, mi permetta innanzitutto di informare lei e tutti quanti che io alla prima occasione che ho avuto ho già dichiarato, ho fatto un punto stampa di primo mattino in cui ho già dichiarato ferma condanna senza se e senza ma di tutti atteggiamenti, gesti, minacce violente che possono riguardare la Premier Meloni, sua figlia e tutte le istituzioni. Peraltro aggiungo anche che io ci sono passato, perché da Presidente del Consiglio poi, soprattutto nel momento di emergenza pandemica, ho ricevuto una sfilza di minacce che non ho neppure pubblicizzato, quindi so che cosa significa vivere sotto minaccia, è assolutamente inaccettabile. Detto questo, però, conserviamo, come dire, lucidità. Io in tutti i posti in cui sono stato, in tutte le piazze in cui sono, in cui sarò, come premessa, dico sempre che sono qui, raccomando manifestazioni assolutamente pacifiche contro assolutamente evoluzioni o violente o comunque gesti inconsulti. Il problema è proprio questo, il disagio esiste, non lo sto creando io, e chi pensa di suggerire questa lettura e interpretazione è fuori di testa, perché significa invece che non si guarda a un grande disagio sociale, non si guarda alle difficoltà economiche e sociali delle persone, qui nessuno soffia, ma semplicemente c'è l'esigenza di non pensare soltanto agli interessi di chi ha già tanto, ai privilegiati, e non volgere la testa dall'altra parte rispetto agli ultimi, coloro che sono in difficoltà, coloro che percepiscono un reddito di cittadinanza. Qui ci sono per esempio due signori qui vicino a me, io sto ascoltando le loro storie, anzi dottoressa Merlino sarebbe, se mi permette, auspicabile raccontare anche le loro storie. Ma assolutamente sì, guardi Don Conte, io adesso vado in pubblicità, poi torno e parliamo insieme di questa piazza. Ora siamo collegati con Torino perché è una seconda tappa del viaggio di Giuseppe Conte, ieri Napoli, prima Napoli, poi Torino, il reddito di cittadinanza. Sono piazze che si incontrano per scongiurare la possibilità che venga appunto abolito fra 8 mesi. Io ho capito che dalla parte della Premier Meloni non c'è più mediazione, ma se ci fosse, Presidente Conte, lei tenderebbe la mano al governo per alcune modifiche? Cioè, quali sono le modifiche che lei considera giuste sul reddito di cittadinanza? Dato che spesso dice modificarlo va bene. Guardi, vorrei chiarire, la nostra, sin dal primo giorno, precisai, è una posizione intransigente, ma che valuta il merito delle posizioni e delle questioni. Faccio un esempio, io ieri sono stato a Roma, a Piazza Santissimi Apostoli, perché c'era una manifestazione, circa 2000 persone, geometri, architetti, edili, privati, bloccati, disperati, 40.000 aziende sull'orlo del fallimento. Ho preso il microfono perché tra l'altro mi avevano avvertito che era una piazza quella che stava degenerando, c'era molto nervosismo. Sono arrivato, come prima cosa ho detto, mi raccomando, apprezzo che qui ci sia una manifestazione pacifica, capisco la vostra frustrazione, preoccupazione, anche disperazione, però non degeneriamo perché passate dalla parte del torto, e ho dato atto pubblicamente, lo dico perché prima c'era in studio l'onorevole Ronzulli, ho dato atto che Forza Italia sta presentando emendamenti, come già presentati da noi, per difendere il super bonus e per sbloccare i crediti. Noi stiamo lavorando su questa direzione, quindi se qualche forza di governo, di maggioranza, dovesse sposare questa causa, io lo riconosco, io spontaneamente, pubblicamente. Quindi lei mi sta dicendo, lungi da me volere insufflare sulla rabbia delle persone. Ma guardi che io ieri sono passato in quella piazza
Quando sono arrivato, purtroppo era già arrivata alla Celere ed era schierata, perché stava degenerando, però le assicuro che cosa ho fatto? Ho parlato alle persone, ho ascoltato, ho detto loro che continueremo a dare rappresentanza politica alle loro giuste ragioni. Ho preso un volume alto così con 20.000 firme e l'ho portato e l'ho lasciato a Chigi, alla Meloni, la quale capisco che si è impegnata, non poteva andare in piazza, allora, nessun guardi, esponente Conte, del governo è andato ieri in piazza. Una domanda io sul reddito di cittadinanza, perché spesso e volentieri agli esponenti del centrodestra che mi vengono a dire che va tolto di mezzo, che non funziona, io dico, ma ce lo possiamo permettere in un momento in cui il paese soffre, è in difficoltà e si impoverisce? Allora le faccio la domanda opposta, ma un paese come il nostro, con le difficoltà economiche che ha, con i pochi soldi che ha da mettere su un tema enorme che sono le bollette, se lo può permettere il reddito di cittadinanza? Assolutamente no, non ci possiamo permettere in questo momento di smantellare un sistema di protezione sociale, anzi dico di più, questo è il momento in cui lo dobbiamo rafforzare, forti dell'esperienza che già abbiamo vissuto. Ma abbiamo i soldi per fare tutto ciò? Ma assolutamente sì, guardi, lei pensi un attimo che si stanno buttando dei soldi. Ovviamente adesso non entro nel merito della manovra, ma noi, scusi, abbiamo contestato a Draghi di aver introdotto una norma sugli extra profitti che doveva procurare alle casse dello Stato 10 miliardi, è stata scritta male e quindi ha generato molto meno introiti. Oggi questo governo quella stessa norma l'ha formulata e dichiara nella relazione di accompagnamento che genererà solo 2 miliardi e mezzo. Ma allora è proprio vero che non si vogliono andare a prendere i soldi laddove c'è stata speculazione e si vogliono invece togliere alle persone che sono in difficoltà. Questo è un mondo capovolto. Il reddito di cittadinanza, il sistema di protezione sociale, scusi, ma le pare normale che in altri paesi esista come da noi un dibattito, un'iniziativa di governo per eliminare i redditi di cittadinanza che sono in tutti i paesi occidentali? Scusi, solo Conte, da noi. Conte, ma in questo momento di difficoltà. Facciamo un piccolo tagliando. Che dobbiamo guardi, però posso dirle, dottoressa Merlino, posso? Com'è? La parte sul lavoro non ha funzionato. Lei cosa cambierebbe di questo reddito? Ma io ho dichiarato dall'inizio, guardi, quella parte delle politiche attive sul lavoro è una parte che richiede investimenti, tempo e grande impegno per ovviamente una riforma più efficace. Richiede tempo, l'abbiamo detto. Ma non basterebbe fare entrare le agenzie private, come dicono in molti? Assolutamente anche, assolutamente anche. Io ho detto al Presidente Meloni, noi siamo disponibili a sederci su un tavolo, intorno a un tavolo, per migliorare il lato delle politiche attive. Però partire dal presupposto, quindi guardi, sa perché lo stanno attaccando? Posso dire una cosa, dottoressa Merlino? Sa perché adesso questo governo lo vuole abolire? Io credo per furore ideologico, ma soprattutto perché, scusate un attimo, perché ci sono state tantissime trasmissioni televisive, non mi riferisco a lei, che però hanno descritto i percettori di reddito ormai nel dibattito comune come divanisti, gente che vuole assistenzialismo e via discorrendo. Allora, qui noi abbiamo, per esempio, dei percettori di reddito, questo signore, lui integra un salario da fame, quant'è? 400 euro mi ha detto. Quindi lui lavora da mattina a sera per 400 euro, integra con reddito di cittadinanza 250 euro. Molto spesso ma si figuri, guardi, io le occupabili... racconto le storie dei lavoratori e credo che in Italia paghiamo la gente una miseria, quindi su questo che noi dobbiamo sfatare, perché in questo momento tanti cittadini in buona fede, dottoressa, si sono convinti che siccome c'è stato qualche truffaldino, qualche truffatore, meno dell'1%, siano tutte persone che vogliono vivere alle spalle dello Stato e ridere dello Stato. Non è così. Ci sono storie difficili. Questo signore mi raccontava, lei come si chiama? Alessandro Adamo. Alessandro raccontava che senza i 250 euro di integrazione al reddito lui non può pagare l'affitto. Dove va a vivere? Siamo a Torino, non è che siamo
qui in un caldo paese dell'emisfero sud. Presidente Conti, qui c'è un freddo, io ho messo... Presidente. Ho messo qui ho dovuto vestirmi, guardi, in modo pesante. Fa freddo, lo so. Qui sono 3 gradi, dove si va a dormire fa la freddo notte? a Torino. Senta Conte, le faccio una proposta in diretta, volesse fare il mio inviato che è bravissimo. La mando un po' in giro nelle piazze. Io sono disponibile, posso fare il suo inviato fino a quando questo governo non rinuncerà al proposito di smantellare il reddito di cittadinanza. Allora, sono disponibile. Prima di lasciarla andare, devo farle una domanda del giorno. Che non sono mai state raccontate. Saluto questi signori che sono stati con noi, li ringrazio molto anche a loro, perché ognuna delle loro storie, per quanto mi riguarda, dignità e valore. Io sono percettore del reddito di cittadinanza da 24 mesi. Io e mia moglie siamo disoccupati con un figlio minore e uno a casa di 18 anni che sta cercando lavoro. 850 euro al mese, 500 di bollette, 180 le puoi ritirare in contanti e il resto fai la spesa. Ma lei vorrebbe lavorare? Senza reddito di cittadinanza, noi cosa facciamo? Dove andiamo a vivere? Lei ha rifiutato un lavoro, sta cercando? Non mai chiamato, anzi, il mio curriculum è un bel curriculum, però sono vecchio per il mondo del lavoro, 46 anni. Dottoressa Mennio, posso concludere con una riflessione finale? Però non funziona il navigator, Presidente, su questo siamo d'accordo io e lei. Direttamente parlo alla Presidente Meloni tramite la sua trasmissione. Caro Presidente Meloni, come preferisce essere chiamato, allora, io dico, se nella manovra di bilancio c'è 0 investimenti per le imprese, 0 crescita in prospettiva, voi stessi avete fatto questa previsione, andate a colpire il superbonus che ha creato 900.000 nuovi occupati. Non create quindi occupazione, abbracciate consapevolmente la recessione. Come fate a chiedere a questo signore di andare a cercarsi il lavoro se voi stessi lo distruggete? Allora, messaggio alla Presidente Meloni da parte di Conte, grande esercitazione tra noi due per una trasmissione futura. Io conduco, lui fa l'inviato, perfetta secondo me. Grazie. Pubblicità. Per questa buona causa faccio l'inviato, sono d'accordo, accetto. Arrivederci, io vado in pubblicità, ci sono Grazie. Arrivederci Presidente. Buona giornata. Anche a lei. Saluti a tutti. Ci sta.